Riuscire a spingere le aziende perché alzino i salari, cioè gli stipendi, è una chiave di volta mica da poco. Cosa vuol dire e come secondo lei verrà applicata realmente? Questo è un po' uno dei simboli di questa manovra Sì, intendo di dire, bilancio. cioè che sarebbe la chiave di volta veramente, È quella perché che questo tengo è più il di problema del tutti. periodo. Noi abbiamo un problema vero oggi, abbiamo un'occupazione alta, una disoccupazione bassa, però abbiamo il fenomeno, scusate l'inglesismo, dei pure worker, cioè chi lavora ma comunque non guadagna abbastanza per garantirsi una qualità della vita dignitosa. Quindi noi cosa mettiamo? Una norma dove diciamo non possiamo incidere direttamente perché non abbiamo le competenze nazionali sulla tassazione sul lavoro o su salari o contrattazione nazionale perché purtroppo la regione non ha. Ma noi cosa diciamo? Vuoi accedere ai benefici della regione in termini di contributi per azienda, di aiuti, penso a quelli sull'innovazione, ma ne abbiamo moltissimi, ti riconosciamo punteggio maggiorato se il tuo salario, il salario che garantisce ai tuoi dipendenti è superiore, e ovviamente più è superiore più ti riconosceremo di punteggio, rispetto a quello previsto dalla contrattazione nazionale collettiva. Sì. Questo cosa significa? Significa che noi andiamo a premiare, quindi non imponiamo, ma premiamo chi garantisce salari più alti per i propri dipendenti. Senta, poi è un record invece la parte stanziata per la sanità. Nel 2025 avremo 370 milioni di euro in più sulla sanità. Abbiamo veramente un numero enorme di risorse messe sulla sanità che, come ho detto più volte, purtroppo non sono sufficienti a risolvere tutti i problemi, però questo sta anche a dimostrare che questa regione crede fortemente, perché qualcuno dice privatizzate la sanità, tagliate la sanità. Falso, mettiamo più soldi in sanità. Abbiamo fatto un sondaggio con oltre 1700 telefonate e le devo dire, ma so che lo sa, l'88% chiede il terzo mandato per Massimiliano Federica. Vi seguo le vostre trasmissioni. Lo so. Che effetto le ha fatto vedere? Fa piacere perché evidentemente c'è un apprezzamento per questa amministrazione regionale e devo dire anche il numero importante delle chiamate, perché 1700 non è poco, è più di un sondaggio tradizionale quasi, è chiaro che non è un campione statistico, questo lo diciamo sempre. Non è un campione statistico, però è significativo, fa piacere e mi auguro ovviamente di continuare ad essere all'altezza delle aspettative dei cittadini di questa regione e mi auguro che poi anche ci sia la volontà di accedere alla possibilità per un presidente che ha fatto 2 mandati di potersi ricandidare.